Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Oggi giornata molto importante perché si sta decidendo il futuro delle limitazioni, delle restrizioni cui siamo sottoposti. Si sta parlando, lo sappiamo in cabina di regia, della possibilità di passare in zona bianca alcune regioni. Pare che almeno 3 regioni in Italia, tra cui il Friuli Venezia Giulia, siano destinate o abbiano la possibilità di passare in zona bianca. Pare che il Veneto sia molto vicino a questa situazione, quindi un maggio che potrebbe davvero, come dicono le autorità da qualche tempo, diventare il punto di svolta di questa emergenza che stiamo vivendo ormai da troppo tempo. Perché? Perché i dati sono effettivamente in picchiata, una visione comunque positiva di un dramma nazionale, perché comunque ogni giorno continuano a registrarsi decessi, continuano a registrarsi comunque persone ricoverate in area non critica e in terapia intensiva, quindi non è che è finito il coronavirus, però la situazione, la curva che sta prendendo l'epidemia è decisamente migliore rispetto a qualche mese fa. Ne parleremo di sicuro con il governatore Luca Zaia in diretta alle 12:30 qui sul canale 18 e anche sulla nostra pagina Facebook, con le domande dei nostri colleghi giornalisti, con le domande, alcune anche di quelle che ci mandate voi, domande che vertono molto spesso sulla campagna vaccinale. Campagna vaccinale, sappiamo che la settimana scorsa è andata un po' a rilento, comunque con dati importanti rispetto a quello che era successo nelle settimane precedenti. Questa settimana dovrebbe essere poi decisiva, ci sono state le prenotazioni degli over 40, gli over 50 stanno continuando a rispondere egregiamente, insomma tantissimi temi di giornata. Tra le altre cose arriva ora un'ANSA nazionale in cui il presidente della Federazione Mondiale della Sanità Pubblica, Walter Ricciardi, dice che è plausibile, ipotizzabile, verosimile che la misura del coprifuoco possa scomparire il 2 giugno. Guardando ai dati di oggi, dice Ricciardi, questo può succedere, però prima dobbiamo vedere se quella inversione di tendenza che noi abbiamo visto fino a questo momento sia definitiva. Nel caso in cui si dovesse continuare a vedere questa tendenza alla diminuzione, sì, allora le autorità iniziano ad ammettere che se si va avanti così il coprifuoco può essere annullato. C'è da capire se verrà spostato in avanti o se verrà del tutto eliminato. Pare che la politica stia scegliendo, ci dicono fra le righe, uno spostamento graduale, quindi magari alle 11 o a mezzanotte prima di eliminarlo del tutto. Tutto questo lo vedremo nel corso della nostra informazione. Adesso andiamo a fare una sorta di riassunto delle puntate precedenti, perché abbiamo avuto l'occasione di parlare con il ministro per la disabilità, la vicentina Erika Stefani, che ha fatto il punto sulla campagna di vaccinazione, ma anche ci ha parlato del processo di autonomia. Noi lo ricordiamo sempre, non è finito il processo, è iniziato col referendum al quale i veneti hanno risposto come sappiamo, e non è il caso di mollare. Insomma, sentiamo cosa ci ha detto. È stato perché abbiamo un sistema regionale nella gestione soprattutto della sanità che siamo riusciti ad arginare l'epidemia. Io non oso pensare cosa sarebbe accaduto se il sistema sanitario fosse stato solo e esclusivamente centrale. Non oso pensare. L'emergenza sanitaria ha dimostrato in maniera indiscutibile il ruolo fondamentale delle regioni. Non si pensi che la pandemia abbia rallentato il processo verso le attribuzioni di maggiori prerogative verso l'autonomia. Quello è un fiume che scorre inarrestabile. Gli argini, dice il ministro della Lega Erika Stefani, sono rotti. Il sistema delle regioni è un sistema, signori, che al di là di quelle che possono essere delle chiacchiere o delle accuse che sono state mosse in modo strumentale nel corso dell'ultimo anno, il sistema regionale ha retto. Credo che ancora oggi che il regionalismo è il modo migliore di rispondere anche a quello che sarà
da adesso in poi la ripresa dell'Italia e la ripresa dell'uscita da questa fase di epidemia, perché le regioni possono intervenire in maniera più puntuale, più adeguata al territorio, più circostanziata e tenendo conto delle caratteristiche del territorio. L'omogeneità al basso fa male a questo Stato. Da Castelfranco Veneto, dove ha presenziato in qualità di ministro l'inaugurazione di un appartamento domotico per le persone con disabilità, Stefani ha fatto il punto sulla campagna di vaccinazione di questa categoria di soggetti fragili. In Veneto sono oltre il 72% quelli che hanno ricevuto ad oggi almeno una dose. Abbastanza soddisfatta, è partito il piano vaccinale all'inizio con un po' di difficoltà, tant'è che io stessa sono intervenuta fin da subito della mia nomina con una sollecitazione presso il Ministero della Salute affinché vi sia una corretta priorità della vaccinazione per le persone con disabilità. Di certo ci sono stati dei passaggi un po' complicati, magari all'interno di alcune regioni, per un sistema ad esempio per l'identificazione della platea. Si è cercato man mano di affrontare i singoli problemi e sotto questo profilo devo ringraziare anche il generale Figliuolo, ha cercato anche lui di intervenire dove c'erano dei problemi. Allora, noi andiamo verso la conferenza stampa di Luca Zaia per le ultime novità, per avere anche i dati di questa emergenza coronavirus e i dati aggiornati della campagna vaccinale, importantissimi per farci capire che piega potrebbe prendere nei prossimi giorni la gestione soprattutto di questa emergenza. Nel frattempo però ci fanno sapere sempre dall'ANSA che un italiano su 2 andrà in vacanza quest'estate, l'87% di loro sceglieranno il bel paese. Questa è una buona notizia perché se oltre la metà di italiani, parliamo di un'indagine ufficiale demoscopica in collaborazione con l'Università del Sannio, hanno scelto di andare in vacanza nei prossimi mesi, vuol dire che c'è voglia di ripartire e anche effettivamente qualche possibilità economica di muoversi. Il 28,7% sta pensando di programmare una vacanza per i prossimi mesi, il 20,6% ha deciso di partire anche se manifesta ancora qualche indecisione, il 4,1% ha già prenotato le ferie e prevale, dicevamo, la vacanza, qui la definiscono come nazionalista tra virgolette, l'86,8% degli italiani pronto a fare le valigie per andare nel bel paese, il 13,2% ha deciso di recarsi oltre confine. Abbiamo già visto anche nei giorni scorsi come questa tendenza si stia concretizzando in Veneto con la montagna, in particolare la montagna vicentina, perché se non vacanze brevi o medie, sappiamo che la ricerca di un posto al sole, chiamiamolo così, per l'estate nella zona dell'altopiano di 7 comuni è in corso ormai da tempo, appartamenti affittati per tutta l'estate, case affittate, case vacanze che faticano a trovare magari un buco libero da giugno a settembre, quindi vuol dire che potrebbe essere davvero un'estate interessante. Poi abbiamo anche un servizio che è stato confezionato dalla nostra redazione su questo argomento. Noi siamo in attesa di poterci collegare con la redazione padovana per fare un po' il punto delle notizie che ci arrivano da Padova, ma crediamo che in questo momento ci sia qualche piccolo problema, quindi andiamo a vedere, visto che parliamo di vacanze, che cosa ci hanno detto i primi villeggianti che sono stati pescati, passateci il termine, a Jesolo in questo fine settimana. Poco importa se il clima non è ancora caldo, la voglia di tornare a respirare l'aria di mare, a camminare sulla battigia, a stendersi sulla sabbia o a giocare a racchettoni vince su tutto. Nel giorno dell'apertura degli stabilimenti balneari, la spiaggia riaccoglie i bagnanti, chi vi è arrivato solo per poche ore, chi invece ha deciso di trascorrere a Jesolo un fine settimana di vacanza. Per tutti comunque un assaggio di estate e di libertà. Facciamo una giornata oggi, speriamo di poter goderci quest'estate un po' meglio. Ce n'era veramente bisogno, inverno lungo, tutto quello che è successo, c'è proprio voglia di tornare a fare quello che si faceva una volta, niente di straordinario, cose normali, semplici. Da dove venite? Dal lago di Garda. E avete scelto Jesolo perché? Ma perché ci piace, è vicino e la gente è veramente accogliente. C'era bisogno, sì. Siamo dell'Alto Adige
E siete venuti qui? Farete qualche giorno di vacanza? Sì, ieri fino a domani, sì, 2 giorni. Prima uscita al mare, bel tempo, quindi speriamo che duri, che si possa fare qualcosa durante l'estate. Una speranza. Qui in giornata o farete qualche giorno? No, siamo in giornata, sì. Da dove venite? Veniamo da Valdagno, a Vicenza. Ci voleva, era da tanto che non provavamo questa ebbrezza. In giornata qui o state qualche giorno? Tutto il weekend, tutto il weekend. Da dove arrivate? Da Vicenza. Dopo tanti mesi chiusi in casa ci vuole un po' d'aria e un po' di mare. Era da tantissimo che non venivamo al mare e abbiamo colto l'occasione a fare una giornata così, stare tutti insieme. Da dove arrivate? Noi abitiamo sul lago di Garda, dalla Zise. Immagini che fanno ben sperare per questa estate, come dicevamo, sia per la montagna ma anche per il mare del Veneto. Ne riparliamo dopo la pubblicità, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto c'è fermento perché la bella stagione, nonostante le temperature non proprio estive, ma forse neanche primaverili, perché in altopiano e in montagna ci si è avvicinati molto ai 3-4 gradi anche nel fine settimana. Dicevamo, nonostante questa situazione, la gente ha voglia di muoversi, c'è chi progetta le vacanze, c'è chi ha già cominciato le vacanze e si è vista anche il pubblico delle grandi occasioni a Bassano del Grappa, dove è stato riaperto il Ponte Vecchio, lo ricordiamo, riconsegnato alla città, ai bassanesi, ma ai veneti, a tutti gli amanti del bello, dell'arte e della tradizione. Ponte Vecchio che è stato completato nella sua fase di restauro, non ci saranno più lavori e tutti stupiti nel vedere questi spazi enormi che riserva il Monumento Nazionale che era sempre, lo ricordiamo, semicoperto da transenne e cantieri. Adesso vederlo così tutto libero fa un certo che. Ieri giornata campale per Bassano, siamo andati a chiacchierare un po' con i turisti e i bassanesi che erano in giro per capire che cosa ne pensavano. Una domenica come quelle di un tempo, anche se mascherine e distanze sociali la fanno ancora da padrone, ma la gente ha letteralmente preso d'assalto il centro di Bassano. La riapertura del Ponte Vecchio, dopo 7 anni di attesa, è diventata volano per l'arrivo di turisti. Chi in bici, chi in moto e in auto, ma un giro sul ponte è d'obbligo. Da dove venite? Riviera del Brenta. Quindi Insomma, un giro, una gita è l'occasione. è per vedere anche il ponte, come è stato sistemato e ristrutturato. Siete venuti a vedere anche il ponte che l'hanno ristrutturato da Padova? Sì, per fare un giro in generale a Bassano, visto che è una bella città del nostro territorio, ne valeva la pena, insomma. Buttate un occhio anche al ponte? Ci passate sopra con la bici? Sì, bici a mano però, vedendo quanta gente c'è oggi. Un selfie sul ponte non può mancare, chi vuole il Brenta sullo sfondo e chi le arcate del ponte, chi da Venezia sceglie di festeggiare il compleanno proprio a Bassano e si viene a godere il Ponte Vecchio. Il ponte è fantastico anche perché evoca tanti ricordi, tante cose legate alla storia. E poi Bassano è sempre una città stupenda. La città si rianima, i piatti attici dei locali, bar e ristoranti vedono il tutto esaurito con la gente che pazientemente attende un posto libero e c'è chi si defili in localini più appartati. La voglia di stare fuori è tanta e poco importa se il sole fatica a far capolino. Il ponte, tornato al suo splendore, diventa ulteriore attrattiva e si confida che anche la stagione turistica riparta tempo permettendo. Tutti curiosi di vedere il ponte finalmente finito, aperto a tutti, ecco, è una bellissima cosa. Il tempo non è che ci aiuta molto, comunque dai, finché tiene, che non piove almeno, sì, dai, speriamo che sia un buon inizio, ecco, di stagione. Avete visto le immagini durante la mattinata, soprattutto c'erano parecchie persone con un giubbetto, magari una giacca o qualche piumino leggero, non propriamente estivi. Vuol dire che la stagione
deve ancora entrare nel vivo, però già queste prime impressioni sono importanti per farci capire da che parte pende la voglia dei veneti riguardo al tempo libero per le città d'arte, per soprattutto quello che è la natura, l'aria aperta, l'ambiente della nostra regione. Continuiamo a parlare di Ponte Vecchio perché sul Monumento Nazionale abbiamo incontrato anche il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Sentite cosa ci ha detto Nicola Finco. Ed eccolo il ponte in tutta la sua bellezza, un monumento nazionale apprezzato in tutto il mondo, come si mostra l'apertura dopo che il cantiere è stato tolto il pomeriggio dello scorso venerdì, con la firma ufficiale del passaggio delle consegne dalla ditta che ha eseguito i lavori alla città. Ma il ponte è anche altro, come commenta Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Un ponte tornato ai bassanesi. Sì, un ponte finalmente tornato ai bassanesi, agli alpini, ai veneti, ma diciamo a tutti coloro che sono affezionati alla nostra città e al nostro meraviglioso territorio. Bassano è il ponte, da sempre la città è legata a questo monumento e mi auguro che rappresenti anche un ponte della rinascita, soprattutto a seguito di questa pandemia, e che questa ripartenza, questo rivivere il nostro simbolo della città permetta anche alla nostra società di guardare il futuro con maggiore entusiasmo e con ottimismo, che sicuramente ne abbiamo un po' tutti bisogno. Abbiamo parlato dell'altopiano dei 7 comuni, andiamo in altopiano a vedere come sta andando questo periodo. Dal mare ai monti, la stagione turistica scalpita per partire e se le spiagge hanno il via libera per aprire, ombrelloni e lettini la montagna, e parliamo di Asiago e il suo altopiano, meta del turismo veneto e in parte lombardo, deve fare ancora i conti con il maltempo, ma si prepara la stagione estiva che punta tutto sulla riscoperta dell'ambiente. Molti saranno gli eventi nell'ambiente e molte saranno le iniziative che porteranno anche a valorizzare la riscoperta dell'ambiente che ci circonda. Portare i turisti e gli appassionati della montagna a viverla appieno con eventi e itinerari per stare all'aria aperta. I dati sulle prenotazioni fanno ben sperare, con alberghi che vanno verso il tutto esaurito e anche con un'aumentata ricerca di appartamenti. Una stagione estiva 2021 che comunque deve ancora fare i conti con il Covid. Abbiamo messo in campo un protocollo Asiago Città Sicura per poter garantire ai nostri ospiti di godere una vacanza in massima sicurezza e ci auguriamo di poter riprendere appieno la stagione estiva con un massimo flusso di persone. Quella che si prospetta per l'altopiano è un'estate che in qualche modo deve andare in recupero di una stagione invernale di lacrime e sangue, con impianti chiusi e alberghi in difficoltà. Ora si attendono le novità dalla cabina di regia a Roma su coprifuoco esteso alle 23 e il ritorno del servizio all'interno dei ristoranti. Sempre sul versante turistico ci fanno sapere che oltre 10 milioni di italiani ritengono il Green Pass annunciato dal governo per la seconda metà di maggio tra le azioni prioritarie affinché un turista possa sentirsi più sicuro in vacanza in Italia. Quindi c'è chi ritiene che questo pass, di cui però ci mancano ancora alcune informazioni, possa diventare una possibilità in più per avere turismo, soprattutto quello estero naturalmente, e come sempre il Veneto in prima fila sul versante turistico nazionale, perché il passaporto vaccinale favorirebbe l'incremento dei flussi turistici prioritariamente in 3 sistemi turistici locali. Veneto con 566.000 arrivi e 222 milioni di euro di spesa turistica, poi Emilia Romagna e Toscana, ma comunque un po' staccate. Detto questo, facciamo una breve pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo e alle 12.30 inizia la conferenza stampa di Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove inizierà fra pochi istanti la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Nel frattempo vediamo che arriva una notizia riguardante Arturo Lorenzoni, portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale del Veneto, docente universitario, che era in vacanza per qualche giorno sull'Appennino toscano ed è caduto in bicicletta. Una nota della sua segreteria ci dice che Lorenzoni ha riportato la frattura della clavicola sinistra e di alcune costole ed è attualmente ricoverato al centro traumatologico ortopedico dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, dove dovrebbe essere trattenuto per qualche
giorno. Se avremo poi altre notizie sulla salute di Arturo Lorenzoni, che ricordiamo è caduto in bicicletta durante una breve vacanza in Toscana, ve le daremo nel corso della nostra informazione. Allora, come dicevamo, noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove inizierà fra poco la conferenza stampa di Luca Zaia, però con la regia di Cristiano Facca possiamo già dare un'occhiata agli ultimi dati disponibili, quindi non sono aggiornati a questa mattina, ricordiamo come sempre che li dà Luca Zaia in diretta gli ultimi dati che riguardano la campagna vaccinale del Veneto. Allora, popolazione residente con almeno una dose, siamo oltre 1,5 milioni, siamo 1.591.553 persone, ovvero il 32,6% della popolazione. Residenti veneti con un ciclo completo, quindi 2 inoculazioni, siamo a 659.831, ovvero il 13,5% della popolazione, dato in crescita ancora un po' a rilento, ma si può far meglio, però stiamo parlando comunque di cifre importanti. Percentuale degli over 80 con almeno una dose, abbiamo polverizzato quota 97%, siamo al 97,4%. Popolazione 70-79 anni con almeno una dose 83,4%, 60-69 anni con almeno una dose 68,6%. 50-59 anni con almeno una dose, siamo un po' a rilento anche qui, 26,8%, ma siamo certi che con l'inizio della settimana si ripartiranno anche le curve riguardanti queste percentuali. Però interessante vedere che il 72,6% dei disabili ha avuto già almeno una dose e che il 69,2% dei vulnerabili ha avuto almeno la prima dose. Poi somministrazioni, la settimana scorsa, quindi dal 10 al 16, sono state inoculate 222.000 su 228.292 dosi. Si tratta, nonostante il numero molto alto, di un calo rispetto alle settimane precedenti, perché vediamo bene con questa grafica che nella prima settimana di maggio addirittura era stata sfiorata quota 300.000 e nella settimana precedente ci si era attestati attorno ai 250.000 unità. È comunque meglio di marzo e aprile. Diciamo che se si vuole arrivare in fondo alla campagna vaccinale in tempi piuttosto rapidi, in modo da creare la cosiddetta immunità di gregge e coprire i veneti in modo più accurato possibile, bisognerà correre un po' di più. Tutto il resto ce lo dice Luca Zaia, che sta arrivando in conferenza stampa. Vi lasciamo il governatore. Basta wellness, basta radio, solo wellness. Buongiorno signori, buongiorno. Siamo giusti no con la radio? 30. Partirei col bollettino, 2 considerazioni. Allora, scusatevelo. Ecco qua. Allora, intanto ribuongiorno a tutti. Buon inizio a settimana e iniziamo bene anche con i dati anche oggi. Tamponi rapidi 4.595.000, molecolari 5.233.000, in totale sono 9.828.000. 9.828.000 la somma di rapidi molecolari. Nelle ultime 24 ore, considerate che siamo sempre lunedì, fine settimana eccetera, 173 positivi. Cioè 173, vi faccio notare che sono 24-25 positivi a provincia, tanto per darvi la dimensione anche del fenomeno. Allora, i 173 positivi su meno di 10.000 tamponi, 9.147, perché di conseguenza i tamponi sono pochi, no? Perché il contact tracing si sta letteralmente comprimendo, ci dà un'incidenza, una prevalenza di 1,89. Vedete che siamo sempre sotto il 2. I positivi dall'inizio del 21 febbraio 2020 sono 420.351, quelli che noi abbiamo scovato con quasi 10 milioni di tamponi. I positivi ad oggi ovviamente decrescono velocemente perché non sono più rimpinguati da nuovi positivi, sono 15.510. Per fare un conto della serva,
sono 200 per provincia, più o meno, 7-14, 210, 220 per provincia. Mediamente nella provincia un centinaio di comuni, vuol dire che ce ne sono 2 per comune. Quindi stiamo parlando di aspetti residuali. I ricoverati in totale siamo scesi sotto quota 1991, come avete visto, -1. Vedrete che la contabilità di domani sarà molto più importante perché avrà tutti gli aggiornamenti. Comunque siamo scesi sotto i 1000 e questo è importante. Allora, come sono distribuiti questi 991? 871 sono in zona non critica e 120, che è il numero invariato, sono in terapia intensiva. In terapie intensive, che sommate alle 120 di prima, allora le non Covid, eccola qua, con la Covid, fanno 3,96. Anche qui stiamo arrivando a dati sempre più vicini all'ordinarietà. Noi avevamo mediamente 250-300. Totale dei morti 11.487 più 2. Totale dei dimessi 21.290. Voi sapete che queste sono ore cruciali perché il dibattito nazionale, cioè la riunione della cabina di regia oggi, è un dibattito che ci vede da fuori come osservatori pensare che qualcuno, speriamo, metta a mano a sta storia del coprifuoco, piuttosto che il tema della ristorazione all'interno e non solo all'esterno, e il tema del finalmente dare una risposta al mondo delle piscine, che al coperto non ha ancora certezza su come che approccio ci sarà. Allora, come diciamo sempre noi, allora, dati negativi, il virus c'è ancora. Se tu hai, ovviamente, vedete un dato di quanti erano? 173 positivi, anche se in maniera così al lumicino, ma c'è. I dati positivi quali sono? Sono che dove abbiamo vaccinato scompare la categoria vaccinata dai ricoveri, quindi vuol dire che il vaccino funziona. Dall'altro è pur vero che quello che prevedevamo, nonostante le Cassandre, penso che abbiate anche voi non apprezzato ma subito tutte le previsioni possibili negativi con l'apertura del 26 aprile, penso che ci sia gente che si sia giocata tutte le proprie fortune nel dire che perché la sfiga arrivasse addosso alla comunità. La verità è che sono stati tutti sbugiardati. Adesso, per carità, il virus ci ha insegnato che ci sono cambiamenti repentini di scenario, però è pur vero che quell'idea, mi ricordo che il professor Palù che ci ha sempre detto, arriva la buona stagione, arrivano l'incidenza dei raggi ultravioletti, le temperature, l'arieggiamento eccetera, scientificamente non si sa ancora perché, ma i virus, diciamo, influenzali, comunque i virus respiratori, hanno un andamento correlato all'andamento stagionale. Infatti di influenza d'estate non ci si ammala. Allora, il vero tema è, la domanda che tutti si fanno, ha senso buttare il cuore oltre l'ostacolo oppure no? Io penso che abbia senso seguire e accompagnare questo processo, il che significa mettere mani al coprifuoco, il che significa cominciare ad allentare un po' di più. Dopo è innegabile, è inutile che facciamo finta di non saperlo, che comunque, come si può dire, un minimo di collaudo sul campo è già stato fatto, perché comunque qualche assembramento l'abbiamo visto, perché comunque la ristorazione ha lavorato, insomma io penso che ci siano i presupposti per fare un ragionamento che sia un po' più di disponibilità rispetto a quello che sono le attività umane. Noi abbiamo chiuso le ultime 24 ore con 28.317 vaccini e vi do un dato importante, siccome prima vi ho detto ma guardate che dove si vaccina si vede già l'effetto negli ospedali. Allora, gli ultraottantenni sono ormai arrivati di fatto,
abbiamo le ultime vaccinazioni, comunque ad oggi in questo momento sono 97,4% di vaccinati. I 70-79 sono arrivati in questo momento all'83,7%. Vi ricordate, c'era ma chissà se si vaccineranno e AstraZeneca e il suo esempio. I 60-69, tenetevi duri, sono al 78%. Perché? Perché tra i vaccinati gli ultimi che si sono prenotati che verranno vaccinati. Io vi do sempre dato vaccinati più i prenotati che abbiamo in lista. Ma dei 60-69, guardate, siamo veramente ormai agli sgoccioli. Quindi il 78% è un bel dato. Io immagino che chiuderemo anche qui all'80%. I 50-59, fatta così in sordina, abbiamo iniziato, ve lo ricordate, non venerdì scorso e venerdì prima, cioè vuol dire che in 8 giorni lavorativi, 9 giorni di vaccinazioni, siamo già al 65%. Quindi tra vaccinati e prenotati. Il 40-49 tra vaccinati e prenotati, così potete farvi una tabellina, il 41%. Ovviamente ragazzi, stiamo parlando di 2 giorni di prenotazione. Dico subito, ci sono ancora 2000 posti liberi, non di più. Quindi tanto invito tutti ad affrettarsi, chi ha deciso di vaccinarsi, perché adesso non ci sono più gli slot dedicati ai 50-59 che sono diversi dai 40-49. Adesso dai 40 anni in su i slot sono uguali per tutti. Chi prima lì arriva meglio alloggia. In questo momento abbiamo circa 2000 posti liberi, quindi coloro che mi stanno ascoltando vi leggeranno domani, sappiano che 2000 posti ce li abbiamo in queste 24 ore. Domani vi facciamo una sorpresa, dal 9 al 16 di giugno, ma li trovate domani, avremo 80.000 posti nuovi. Quindi l'invito di occuparli, perché se non vedo posti occupati, se non vediamo, ne parlavamo anche stamattina con l'assessore, posti occupati, noi apriamo ulteriormente, cioè vuol dire che a quel punto diremo al quarantenne indeciso, al cinquantenne indeciso, guarda, pensa tranquillo che intanto vacciniamo tutti gli altri, il resto della popolazione che ha diritto di essere vaccinata. E considerate che l'assessore sta tentando di chiudere anche il tema, che so, dei GREST, i centri estivi, di vaccinare gli operatori, quindi se questi 80.000 posti non vengono occupati, noi ne abbiamo di categorie da vaccinare. Considerate che dai 40 anni in su, insomma, io spero che i quarantenni diano un colpo di reni domani quando vedranno, già oggi con i 2.000 posti, ma domani con gli 80.000, perché è un buon incentivo per crescere ancora di più. Devo dire che non hanno, come si può dire, non hanno prenotato poco i quarantenni, hanno prenotato tutto quello che era prenotabile, cioè hanno superato anche i cinquantenni nella prenotazione del primo giorno, vi ricordo, sono stati molto più performanti, solo che adesso aggiungiamo altri 80.000 posti, perché da domani, di fatto da domani, è probabile che qualcuno abbia già, qualche USA li abbia già ritoccati in questo momento, ma per essere corretti provate a entrare nei portali, perché poi chi entra non è che vede se sono 80.000 o 2.000, finché c'è posto prenotatevi, sappiate che nelle 24 ore 80.000 ci saranno, con priorità ai quarantenni, dai 40 in su. Non ci sono più categorie dedicate, a parte la frazione per i disabili vulnerabili che resta sempre i fragili, ma per quanto riguarda le fasce d'età la priorità è solo dai più giovani in su, nel senso che sono tutti uguali, quindi il settantenne adesso prenota dove può prenotare un quarantenne, per capirci, però insomma i settantenni hanno superato l'83%, cioè direi che hanno fatto un gran bel lavoro, e quindi con questi presupposti io penso che si possa dire che la campagna vaccinale in Veneto sta andando alla grande, sta andando bene. Lasciatemi ringraziare ancora una volta tutti i vaccinatori e coloro che lavorano o prestano volontariato presso i centri vaccinali. Ricordo che sono 60 centri vaccinali, oltre 60 ormai, 1300 persone. Sono partiti anche quelli aziendali che vanno per classi di età, non per l'azienda. Mi sono arrivate ad esempio le foto stamattina di Ermec, di Riello su Verona, e hanno già 4.000 prenotati.
E questa è una bella azione che alcune aziende hanno deciso di fare, penso appunto a Ermec, a Riello, penso a Luxottica, a Marzotto, a Sovaldagno, quindi in provincia di Vicenza, e poi ce n'è un altro, non mi sono dimenticato. Beh sì, poi sui centri del litorale, insomma si sta facendo un bel lavoro di squadra. Ci mancano vaccini, questo ve lo voglio sottolineare, ci mancano vaccini. Noi mediamente nelle prossime 2 settimane avremo una fornitura di circa 200.000 dosi a settimana. Cioè capite che non vedrete grandi numeri per noi, perché noi cosa volete? Ne facciamo i primi giorni, riusciamo a fare anche 42-43.000 e dopodiché per arrivare, come si dice in Veneto, per tirar notte, per arrivare a sera, cioè arrivare alla fine di 7 giorni, cerchiamo di diluirli proprio per non star lì a chiudere i centri vaccinali durante gli ultimi giorni della settimana di fornitura. Però 200.000 vaccini sono pochi, per noi 200.000 potrebbe essere la fornitura per 2 giorni, tanto per dare una dimensione. Purtroppo è una fornitura da 1 settimana, però insomma si va avanti e i risultati si vedono, di questo siamo soddisfatti. Ci sarà una circolare che firma la dottoressa Russo. Io ve lo dico perché è in redazione, in modo tale che cominciamo a annunciarla senza che ci sia troppo che stabilisce che l'ultima settimana del richiamo, la famosa 6ª settimana, per comprovati motivi può essere anticipata fino a 35 giorni, cioè i 42 possono diventare 35. Non so se mi sono spiegato. Impegni di lavoro, uno ha già fissato le vacanze. Cioè cerchiamo di agevolare tutto quello che è agevolabile e senza complicare la vita ai cittadini. Sì, grazie. I 21 per gli oncologici confermati. Non perché il vaccino funzioni meglio, ma perché prima gli diamo la copertura meglio è. Cioè una persona sana che comunque fa una vita che riesce a vivere e diciamo a tutelarsi con la mascherina, non è immunodepressa eccetera, se invece farlo 21 o fa 35 o 42 cambia niente. Invece sull'oncologico 21 giorni e si fa, ma loro lo sanno. Se avete domande. Tosato, Vanzan, Giacomuzzo, Guidone. Sì, Presidente, lei stesso ha accennato in apertura alla cabina di regia del governo che si riunisce oggi. Le richieste delle regioni e la sua in particolare, per quello che ci riguarda, sono note, insomma sono abbastanza note. Ha avuto un feedback, ha avuto una qualche anticipazione sull'orientamento del governo, ad esempio per quanto riguarda il coprifuoco? No, però guardate, come sapete io sono sempre stato molto prudente e continuo ad esserlo, cioè non andrò mai a dire a un cittadino che il virus non c'è, o peggio ancora non c'è mai stato, o peggio ancora non crea problemi. Però è pur vero che le attività umane, anche a rischio assembramento, le abbiamo di più nelle ore diurne fino alle 10 di sera che dalle 10 in poi. È innegabile che il coprifuoco diventa, come si può dire, rischia di diventare uno strumento, come si può dire, di coercizione, fra virgolette, della libertà. Ma dal punto di vista sanitario non è che uno è più esposto a mezzanotte all'assembramento, perché il tema del virus è l'assembramento. Il vero tema sono il rispetto delle linee guida. Prendiamo i ristoranti, i ristoratori hanno adottato le linee guida, sono stati i primi, sono formati per le linee guida. Fra l'altro vi dico già che è stato approvato il primo tampone fai da te, è stato autorizzato, evito di dirvi la marca che dopo non ci becchiamo un altro studio anche su sto tampone, per cui vuol dire che la prospettiva da qui ai prossimi giorni nell'autosomministrazione noi l'avevamo fatto ante litteram prima di tutti al mondo. Vabbè, hanno voluto farsi arrivare ultimi, ok, ve l'avevo detto quel giorno che saremmo arrivati ultimi. È stata approvata di una ditta straniera famosa, una multinazionale. Quindi avremo anche la possibilità di avere un tampone rapido da tenere in tasca, comprarsi in farmacia o al supermercato, non so dove si andrà a comprare, che non è altro che lo spacchettamento del tampone nasale che facciamo adesso, che è una scatola da 80, 100, 50 tamponi, poi saranno venduti uno ad uno.
Quindi anche questo, rispetto che so, andare al ristorante, una riunione, poi ognuno di noi si regolerà. Mi si dice che il costo dovrà essere anche abbordabile, so, qualche euro, quindi uno dice, boh, faccio la comunione del Boccia, che è tipica di questo periodo, la comunione. Uno dice, ho 20 invitati, ci metto sopra qualche euro e magari ci facciamo tutti il tampone, evitiamo che la nonna magari o il nonno si infettino. Questa è la filosofia. Quindi io non lo trovo più un tabù parlare dell'eliminazione del coprifuoco. Considerate che poi abbiamo una serie di attività che sono state massacrate, spettacoli viaggianti, intrattenimento, palestre, guardate, le palestre sono massacrate, e piscine, insomma, e direi di cominciare nel rispetto delle linee guida di fare qualcosa. Cioè, le palestre sono ancora chiuse, scusatemi, si entra in palestra e anche le piscine, si entra in palestra con la prenotazione, c'è la misura della temperatura, l'igienizzazione delle mani, c'è distanziamento sociale perché è contingentato il numero. Adesso io non voglio fare altri paragoni, ma mi sembra, senza citare le attività, che in molte altre attività tu ci vai senza problemi. Cioè, non ho capito qual è la differenza. Anche il posto di lavoro, che differenza è con una palestra? Cioè, non lo so, cerchiamo di fare in modo che riparta sta economia. Spero che noi abbiamo già dato. Ecco, a proposito di ripartenza dell'economia, ha qualche segnale aggiornato, qualche indicazione circa le previsioni per la stagione turistica? Perché lì si sentono voci un po' contrastanti. Alcune associazioni dicono ma sì, ci sarà un ritorno, una ripartenza, altri parlano di disdette. Io sono convinto, vedendo i dati, siamo già quasi a un più 10% di prenotazioni, cioè noi dobbiamo guardare un dato, intanto che metà dei cittadini italiani farà le vacanze nel bel paese, no? Farà le vacanze in Italia. Noi siamo interessati dal fatto che la nostra industria, che fattura circa 18 miliardi di euro, quella turistica, è rappresentata dal 67% di turisti stranieri, quindi noi siamo quelli che hanno più i ferri in acqua su sto tema. Ho l'impressione che non sia l'alta stagione che ci preoccuperà, cioè il luglio, definiamola alta, il luglio-agosto, no? Ma che la vera perdita, se mai ce l'avremmo, sia nella fase iniziale della stagione estiva. Perché capite che la comunicazione del coprifuoco, la comunicazione del Green Pass, la comunicazione di molte restrizioni, è inevitabile che non stimoli uno a dire, boh, il 1° di giugno vado a farmi la vacanza al mare o vado da qualche parte, perché sa già che ha delle restrizioni. Per questo è fondamentale che la cabina di regia valuti bene questo aspetto, perché avrà una ricaduta non indifferente. Fino a ieri c'era solo l'aspetto sanitario, oggi ce n'è uno molto più pesante che quello economico. Le chiedo un'ultima cosa, così la accontento, sono 3, so che lei è affezionato a questo numero. È un numero perfetto. Il vaccino Reitera rischia di fare una brutta fine, perché la Corte dei Conti, il vaccino Reitera, ricordo a me stesso, è il vaccino italiano, arriviamo un po' in ritardo, diciamo buoni ultimi, comunque ci sono mesi e mesi di sperimentazioni, di test, di investimenti. La Corte dei Conti ha contestato dei finanziamenti pubblici per l'ampliamento del processo industriale, c'è il pericolo che la produzione di questo vaccino, che è l'unico vaccino italiano, si arresti. Ecco, come valuta questa cosa? Ma guardi, ho letto anch'io, le leggi vanno rispettate. Dopodiché, come si può dire, finanziare per arrivare agli ultimi mi sembra che non sia già un grande merito, no? Perché sta roba qua l'abbiamo vissuta anche sui monoclonali e che poi con un colpo di reni siamo riusciti a convincere l'autorizzazione degli anticorpi monoclonali e quindi all'apertura dei mercati, ma anche lì c'era l'obiettivo di utilizzare solo quelli prodotti in Italia. Ho l'impressione che saremo ancora qui a aspettare. Servirà sto vaccino? Non ve lo so dire, insomma, boh. Fra l'altro, se non ricordo male, non è neanche RNA messaggero, se non ricordo male, è adenovirus.
Non so. Alda Vanzan. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Una serie di chiarimenti, per cortesia. Gli 80.000 posti nuovi sono da domani, cioè da domani io posso prenotare e avrò dal 9 giugno al 16 giugno 80.000 posti nuovi. Sì. Perfetto. La possibilità di anticipare a 35 giorni è in capo all'ULS o al singolo? No, è singolo. E come deve fare? Si deve cancellare, rientrare nel sistema? Deve chiamare il numero verde? Come? No, allora noi abbiamo quelli prenotati che vanno di default. Allora attenzione, stiamo vedendo per casi diciamo eccezionali o casi diciamo di chi ha delle necessità, casomai cercherà per le vie brevi di trovare una soluzione, non so, chiamando il numero verde. O per le nuove prenotazioni? No, parlo di quelli che sono già prenotati che possono avere un problema che gli è nato. Le nuove prenotazioni al momento della conferma, tu quando vai al centro vaccinale ti dicono il suo richiamo e tu dici guarda io avrei questo problema, quindi... Perfetto, quindi appena uscirà la circolare della dottoressa Russo, chi farà la vaccinazione potrà al momento di prenotare il richiamo, la seconda dose, dire fatemelo un po' prima. Esatto. Va bene, invece i vecchi che hanno già fissato, se avessero problemi, cercheranno per le vie brevi di segnalare le loro difficoltà. Numero verde, centralino, chiamando l'ULS, insomma adesso noi a dire la verità cercavamo anche di trovare una soluzione informatica, però ho l'impressione che incasiniamo il sistema. Va bene. Non è che abbiamo istanze, c'è qualcuno che ci dice devo andare a lavorare, ho una vacanza fissata, non so, quelle cose insomma. Alcune ULS hanno ipotizzato di anticipare le vaccinazioni ai 16-18 anni. Ci sono anche delle regioni che hanno già detto faremo i vaccini ai maturandi. Fascia d'età 16, 18, 19 anni. Che indicazioni ci sono come Veneto? Noi per ora dobbiamo, intanto vi ricordo che stiamo prenotando quarantenni che sono più esposti e li stiamo prenotando per un potenziale di vaccinazione dal 9 al 16 giugno, gli ultimi che prenoteremo da domani, e sono già prenotati alcuni. Dopodiché io la vedo in maniera molto semplice, liberi tutti, nel senso che poi dovremo tenere pressione sui centri vaccinali, non dovrà più rincorrere delle determinate categorie e penso che tutti a quel punto abbiano diritto ad essere vaccinati. Lei la settimana scorsa, Presidente, aveva detto la settimana prossima, quindi questa immagino, avrò delle novità sul turismo. Parlavamo ovviamente di vaccinazioni. Sì, ma ancora non ci siamo perché abbiamo sempre il blocco dei quarantenni. Stiamo lavorando però su questo, non posso anticiparvi nulla. Cioè se avessimo vaccini vi direi tutto quello che abbiamo in mente, ne abbiamo parlato anche stamattina. Va bene. Mi scusi ma ho veramente tanti flash da fare. Sono qua apposta. Grazie. Il Veneto è sempre ai primi posti o al secondo posto per numero di vaccini somministrati rispetto alle dosi ricevute. Ieri eravamo secondi veramente per un niente, mi pare 93,5 rispetto al 93,6. Quindi significa che a magazzino non abbiamo le scorte per i richiami, ma siamo sicuri che arriveranno? Abbiamo AstraZeneca, ce l'abbiamo da parte e abbiamo più di 50.000 dosi di AstraZeneca. Il problema è che adesso voi vedete percentuali alte di somministrazione con un magazzino anche di 100-150.000, perché pesa sempre di meno il magazzino, perché quella percentuale lì è su un magazzino, dovete considerare, per noi ormai di 2.300.000 dosi. Quindi le dosi per i richiami ci sono? Al momento sì. Va bene. L'altra cosa che invece le chiedo, i vulnerabili, nella tabella che voi diffondete ogni giorno e di cui lei prima dava alcuni dati, sono sotto il 70%. È un paradosso, cioè proprio perché sono dei vulnerabili dovrebbero essere i primi a vaccinarsi. Hanno gli slot dedicati. C'è una resistenza oppure ci sono delle difficoltà cliniche tali per cui non si possono vaccinare? Guarda, hanno slot dedicati. Ma noi non teniamo aperto, ci sono contattati alcuni anche dei medici di medicina generale, gli slot sono sempre aperti come diceva il Presidente, probabilmente forse qualcuno aspetta, cioè non abbiamo indicazioni o motivo per pensare che ci sia un po' più di difficoltà. Ecco. Non abbiamo neanche più proteste, vi ricordate all'inizio? Cioè NP non pervenuti.
Ultima domanda, Presidente. Avete indicazioni quando uno andrà all'estero per lavoro, per vacanza, per motivi propri e sarà vaccinato, dovrà continuare a fare il tampone e anche la quarantena? Dipende dai singoli paesi o... Dipende dai singoli paesi. Se uno va all'estero, un italiano, c'è un'uniformità a livello europeo. Dopodiché dipende dai piani di sanità pubblica, cioè gli Stati Uniti, io non so cosa prevedano, però mi sembra di capire che ormai la direzione sia la vaccinazione e il test antigenico rapido, che piaccia o non piaccia, ma fanno quello dappertutto in tutto il mondo. Quindi quello sarà. Considerate che noi siamo stati anche qui i primi a fare un certificato vaccinale con tutti gli estremi in italiano e in inglese, per cui i nostri veneti, quando hanno quello in tasca, vanno dove vogliono. E l'ultima, davvero. Prego. Il fatto di avere tutti questi centri vaccinali e tutta, immagino, il personale che ci lavora al di là dei volontari sta influendo sull'attività normale. Cioè, se uno ha bisogno di fare un banalissimo esame del sangue, aspetta 10 giorni, se non 2 settimane. Pensate che la cosa possa ristabilirsi nel breve e medio termine? Decisamente sì, ne abbiamo parlato anche stamattina in riunione. Cioè, adesso noi vogliamo, come si può dire, tornare ad orientare l'attività all'ordinarietà, o forse la straordinarietà. Considerate che noi abbiamo un pregresso, faccio un esempio, mammografie. Noi abbiamo avuto un sacco di pazienti che non si sono presentati, giustamente preoccupati di entrare in ospedale. C'è stata anche la psicosi di andare in ospedale. Tutti voi conoscete qualcuno che vi ha detto: aspetto ancora un attimo per una prestazione perché in ospedale non vado, no? L'abbiamo visto in pronto soccorso, siamo passati da 4.500 accessi quotidiani a 1.200 la punta più bassa, ma non è che fossero di meno i veneti, usavano di più il cerotto magari in alcuni casi, no? Per cui noi dobbiamo recuperare un sacco di prestazioni e stamattina abbiamo parlato, guardate, questi dati ci rendono felici, intanto perché i veneti rischiano sempre di meno, ma poi perché torniamo a curare meglio i veneti, perché tutte le regioni hanno questo problema della depressione dell'offerta sanitaria a favore del Covid. Sui centri vaccinali ti rispondo, è un grande tema, no? Perché se è vero che arriveranno tanti vaccini, noi vogliamo fare la battaglia finale, no? Cioè schierarli tutti, vaccinare i veneti e dopo chiudiamo, teniamo le strutture pronte per l'autunno, quindi stiamo aspettando giugno è la deadline, no? Sì, ma sì, perché se arrivano sti 20 milioni di dosi o 24 milioni a livello nazionale, vuol dire che a noi arriverà almeno 1.200.000, 1.300.000 dosi. Cioè, a noi dopo oggettivamente il giro del palo l'abbiamo fatto. Stamattina siamo a 2.311.000 dosi iniettate. Presidente, se posso, noi stiamo anche predisponendo un piano di recupero delle liste d'attesa, quindi complessivo diviso uso per uso, quindi proprio un piano di recupero delle liste d'attesa complessivo, in modo da recuperare tutte le liste d'attesa che sono in sospese, sia quelle che diceva il Presidente, sia quindi screening, ambulatoriale, specialistica, ma anche quelle degli interventi, pensiamo alla cataratta piuttosto che altri interventi che sappiamo, insomma, cito quello, sono stati sospesi, quindi stiamo predisponendo un piano complessivo. Sì, per dire alcune specializzazioni, come dice l'assessore, tipo l'oculistica, in alcune ULS sono stati tolti dalle vaccinazioni per recuperare gli 8 mesi, i 12 mesi della cataratta, per dire, no? O le maculopatie, sono tutte quelle attività che si possono fare. Però insomma, noi adesso con colpo di reni, guardate, io penso che con giugno sta partita ci fa uscire dalla fase acuta e lì poi pancia a terra dobbiamo recuperare tutto. Ad esempio gli screening oncologici sono un altro dei grandi temi. Prima citavo le mammografie. Noi abbiamo avuto pochi, ad esempio, dispersione sullo screening del colon retto, anche lì perché non andavano in ospedale. Cioè, abbiamo avute tante di queste partite, non è che è colpa dei pazienti, sto dicendo che poi anche i servizi sono stati erogati in maniera... Quindi giusta l'osservazione. Ma anche Presidente, le campagne di screening che noi facciamo e mandiamo la lettera, sapete, come diceva il Presidente, molti non se la sono sentita comunque di andare a fare lo screening come da... Quindi dovremmo un po' recuperare tutto questo. Però recuperiamo.
Assessore, possiamo avere un... Stanno calcolando, appena ho questo dato, che stanno predisponendo questo piano di recupero, vi diamo anche tutti i dati, quindi anche suddivisi. Sì, voglio ricordarvi che il Covid, se c'è una roba positiva che ha portato, è che si è riusciti ad assumere 1300 medici. E quindi, ad esempio, le USCA adesso, non andando più a fare il contact tracing o i tamponi, vanno a fare le vaccinazioni spesso, cioè i giovani medici delle USCA. Attenzione, che non è che avevano ragione quelli che per 10 anni ci hanno detto che non assumavamo medici, perché uno può dire cavoli, ma li avete assunti in un anno ne avete assunti 1.300. Sono cambiate radicalmente le leggi in questo anno. Quando noi, vi ricordate quando abbiamo assunto i famosi 300 laureati non specializzati di pronto soccorso? Adesso è roba normale? Allora sono vagonate di parole, mi sono preso. La proroga a 70 anni per i medici per non farli andare in pensione subito è roba del Covid, insomma, ne è accaduto, insomma, oggi si deroga a tutto, l'importante è che uno sia laureato in medicina. Giacomuzzo, poi Guidone, poi Bonet. Buongiorno. Presidente, alla luce di questi dati di buona adesione dei quarantenni, dei cinquantenni, ma ha un'idea del periodo in cui il Veneto potrebbe raggiungere l'immunità di gregge? Ma guardate, l'immunità di gregge, visti i numeri, si raggiunge solo nel momento in cui si vaccinano anche i ragazzi. Cioè, questo è un tema proprio epidemiologico, non competerebbe neanche a me a dirlo, perché fate due conti, se l'immunità di gregge è al 65%, capite che bisogna andare sui giovani per arrivare al 65-70%, però questi sono calcoli che fanno, diciamo, coloro che sono esperti di malattie infettive, di epidemiologia, di virosi eccetera. Io dico che i veneti stanno rispondendo bene, in maniera volontaria, vi ricordo, guardate che sono dati importanti, cioè i 50-59 che mi fanno il 65%, non è poco, perché questi chiudono il 70 alla fine. Io vi dico oggi 70-79 che fanno l'83,7%, è straordinario, per cui ci vuole anche un po' di pazienza, ma insomma vacciniamo. Per quanto riguarda invece il dopo quarantenni, ho capito che fa fatica a dare indicazioni. Ma perché... secondo me liberi tutti. Cioè. Però lei prima parlava anche di una categoria, ha parlato degli animatori del GREST, quindi avete in mente alcune categorie? Questo è un servizio che va dato ai GREST, tanto è vero che l'assessore assistente, se vuoi spiegarlo. No, sì. Allora, noi siamo in attesa, sapete, delle linee guida nazionali sulla riapertura dei centri estivi che mi auguro saranno al CTS sabato, mi auguro insomma che escano in modo che tutte le amministrazioni riescono a organizzarsi. Negli incontri che io ho fatto con quelli che gestiscono qua in Veneto, le parrocchie soprattutto, si parlava di riuscire, che sarebbe opportuno e concordiamo, mettere in sicurezza se non tutti gli animatori, soprattutto quelli che fanno i campi scuola e quindi che vanno via, che dormono via, e quindi che sapete insomma anche con le parrocchie eccetera, e quindi quelli che sono una fascia che non sono una fascia altissima, però insomma sono un numero, sicuramente devono avere una corsia preferenziale, perché poi comunque gestiscono questi ragazzi in montagna piuttosto che in altre parti, e quindi l'idea è quella di mettere in fila adesso queste categorie come possono essere altre e poi dare priorità man mano che abbiamo i vaccini. Insieme a questa allora c'è anche quella degli operatori del turismo, mi pareva di capire. Sui quali stiamo facendo un progetto, se ci va in porto, ad hoc. E l'altra cosa, per quanto riguarda invece le seconde dose in vacanza fatte, cioè da noi siamo disponibili e siamo anche apripista per questo. Può darci qualche indicazione in più come siete adesso? C'è una riunione oggi pomeriggio a livello nazionale. Cioè, sarà per noi la dottoressa Russo, il mandato che ha è che noi vogliamo fare le seconde dosi ai turisti non veneti. Sì. Sì, italiani. Ma a dire la verità io ho anche detto, anche gli stranieri se vogliono gli troviamo una soluzione, l'importante è che ci autorizzino. Sentite, ormai sta diventando un plus a fare il vaccino. Però è un po' complicata, però l'idea che dicevo anche stamattina in riunione, inutile che cominciamo a farci le patturne, l'anagrafe, tu arrivi da me, hai un pezzo di carta che hai fatto la prima dose, perché non è che puoi venirmelo a dire a voce, io ti faccio la seconda, te la certifico sopra,
ti faccio un timbro, vai nella tua ULSS a Catania piuttosto che a Napoli o a Aosta e dici boh, mi sono vaccinato in Veneto, questo è il lotto del vaccino e tutto, registrami. Sì, dopo non è che possiamo rimboccare anche le coperte, cioè, questo no. Un'interruzione, è difficile che uno che ha avuto il vaccino poi vada nella propria ULSS, dovrebbero parlarsi le ULSS. Però capite che noi abbiamo un'anagrafe vaccinale, siamo in grado, ma c'è mezza Italia che non è in grado di collegarsi, cioè, questo è il vero problema. Considerate che poi se guardate la permanenza media in Veneto, mi sembra che sia di 4,3 giorni, roba del genere, vorrebbe dire che mediamente uno arriva, si fa l'iniezione, rischia di farsi una giornata magari di un fiato così, febbretta, cioè, ho l'impressione che non siano molti quelli che fanno questa scelta, però se è un servizio da dare è giusto darlo ed essere i primi, perché noi siamo sempre dalla parte dei turisti. Un'altra precisazione, scusa che mi è venuta in mente adesso, Presidente, ma quando lei parla di liberi tutti vuol dire che sarà un grande open day totale? No, liberi tutti, che non ci sarà più una categoria da vaccinare, ma saranno i cittadini dai 16 ai 40 anni, perché che è quello che rimane da vaccinare. Certo. Sì, la piattaforma funziona, è passato 1.200.000 prenotazioni, anzi 300 forse. Bene, ok Cristina. Vi ricordate quando mi chiedevate ma perché non adottate il portale delle poste? E noi ce l'abbiamo semplice e ha funzionato. Guidone. Sì, buongiorno Presidente. Guarda, mi ha proprio appena anticipato la collega, quindi dai 16 ai 40 voi ritenete la macchina ha funzionato, non ci saranno delle modifiche sostanziali nella prenotazione? No, è impossibile fare l'accesso libero con un target così ampio, sono milioni di persone. E per quanto riguarda invece, tornando al discorso della ristorazione all'interno dei ristoranti che non dispongono del plateatico, oppure sulle piscine, sulle palestre, ecco, voi aspettate di vedere cosa viene fuori da questa ultima cabina di regia, oppure farete in modo di far arrivare una vostra proposta anche perentoria? Una richiesta precisa? No, le regioni sono già mosse con una proposta. Il problema è che noi, a differenza di maggio dell'anno scorso, in barba all'autonomia ci hanno tolto la possibilità di fare attività diciamo di allargamento. Possiamo solo fare l'attività restrittiva, cioè per capirci io potrei chiudere il ristorante anche all'aperto, ma non potrei aprirlo al chiuso in questa fase qui. Cioè il mio potere è quello di restringere e non di allargare. Mi sembra che non sia il caso. Grazie. Prego. Bonet. Sì, Presidente, buongiorno. Il tema delle discoteche, questa ipotesi del doppio tampone, test di massa, la convince? Visto che insomma ha un'esperienza. Che è la proposta del? Come scusi? Di chi è sta proposta? L'ho letta sul giornale stamattina, per cui credo sia un alvaggio del Silva anche. Guarda, io so una cosa, sul Corriere, che il mondo dell'intrattenimento, che detta per uno che fa il premio Nobel stando a casa, significa che va a divertirsi a drogarsi. La verità è che è un settore diciamo economico importante e che dà lavoro a migliaia di persone, anche in Veneto, e che è un elemento fondamentale per la promozione turistica. Pensate solo a tutto quello che è il turismo dei giovani, cioè c'è un'isola in Spagna che si è fatta strada solo per questo, cioè Ibiza, e quanta gente ci va a Ibiza, poi ci vanno anche le famiglie, ci va di tutto, piuttosto che altre realtà. Quindi io dico che loro hanno sempre, e qua va riconosciuto al mondo delle discoteche, si sono sempre resi disponibili al tampone, a fare tutte le verifiche. Ce lo dico, fateci aprire e metteteci alla prova. E penso che debbano essere ascoltati, ma non lo dico perché diciamo conosco il loro settore, lo dico perché penso che sia un fatto di correttezza nei loro confronti, come anche quello degli spettacoli viaggianti, sinceramente. Non dimentichiamoci che anche quello è un settore che ha come ultimo anello il gestore della giostra per noi, ma alle spalle noi abbiamo le realtà più grandi produttrici al mondo di attrazioni. Quindi le grandi giostre da milioni di euro vengono prodotte in Veneto. Prego? In Polesine dico. Sì, Polesine, Vicenza,
Altavilla Vicenza, insomma i grandi Luna Park del mondo non possono aprire se non hanno le giostre nostre, quindi il mondo dell'intrattenimento e degli spettacoli viaggianti deve essere ascoltato e rispettato, perché dopo un anno, guardate, penso che in assoluto siano questi due settori che non hanno mai aperto. Va bene, piano forniture vaccini, abbiamo dei dati su questa settimana? Sui 210.000 a settimana da qui al 16 di giugno, scusatemi, da qui a fine maggio, dopodiché aumenta di poco, però siamo sempre tirati. Quindi 2,10 questa settimana arrivano. Sì, fiacca. Ok, poi relata Refero, medici di base dicono che loro non riescono a vedere i loro pazienti vaccinati e che quindi chiamano gente per prendere appuntamenti e questi gli dicono ma guarda che noi siamo già vaccinati. C'è un modo per... Allora, il modo più rapido è quello di fare come fanno molti medici di base, di inserire il proprio nominativo e quindi dar modo al paziente di prenotarsi direttamente nel portale nostro. E so che il dottor Tognolo sta vedendo anche informaticamente come riuscire a risolvere questo problema, perché loro riescono a vedere il prenotato ma non il vaccinato, giusto? Cioè loro oggi riescono a vedere il prenotato ma non il vaccinato e quindi hanno l'imbarazzo di chiamare magari Luca Zaia, che è il tuo paziente, e ti dice guarda mi sono già vaccinato. Stiamo vedendo anche di fare questo, però è pur vero che se il medico X decide di entrare nel portale e assieme ai centri vaccinali c'è anche lui, in alcuni casi accade, e può farsi fare la prenotazione direttamente dal paziente sul portale. Dopodiché ci sono quelli che non riescono a prenotare, hanno bisogno della telefonata, quindi diciamo noi siamo disponibili a risolvere anche questo problema. Ok, grazie. Prego. Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Buongiorno. Oggi si dovrebbero decidere anche le eventuali revisioni dei parametri per le classificazioni delle regioni. Ha un'anticipazione in merito? Nessuna, però alla luce anche dell'andamento epidemiologico risulta ottima la proposta che fanno le regioni. Cioè l'incidenza, vi ripeto le categorie, sotto i 50 zona gialla, 50 positivi a 149 positivi su 100.000 abitanti zona gialla, quindi zona bianca prima, zona gialla, 150, 250 zona arancione, anzi 249, 250 in su zona rossa. Vai in zona arancione se hai più del 30% di terapie intensive e più del 40% di area non critica. Vai in zona arancione se hai fino al 20% di terapie intensive e 30% di zona non critica. Basta. Quindi potrebbe essere accolta insomma l'ipotesi e la proposta delle regioni? Insomma, le regioni sono sempre d'accordo, il governo... No, da parte del governo dicevo. Ma io spero di sì. Allora, se un mese fa c'erano i prudenti e gli incoscienti, oggi posso dire che dovremmo essere entrati nella fase di quelli che guardano con obiettività i numeri. Grazie. Ma perché un giorno hanno fatto un bel punto della situazione con tutti quelli che hanno chiamato nera che non finiva più. Sapete cosa pesa per la nostra economia chiamar nera? Questo è il vero tema. È come dire di avere le alghe in mare, non viene pesa nessuno. anche psicologicamente. Danza. Sì, Presidente, mi potrebbe cortesemente ripetere i dati delle vaccinazioni, perché non mi ritrovo con la tabella che ci avete fornito, cioè mi ritrovo con il 97% rotti per gli over 80, 83,7 per i 70-79 anni. Negli altri dati che ci ha dato lei 60, 69, 78% tra vaccinati e prenotati. Ah, ecco, quindi è tra vaccinati e prenotati. Sì, per tutti vale questo, No, ottantenni e settantenni sono quelli già fatti. Sì, sono quelli fatti. Quindi dai 60 in giù, contando anche le prenotazioni, 78, 65 e 41. Perfetto. Grazie. Buon lavoro. Se non ci sono altro ci sentiamo domani. Non ci siamo perché siamo in giunta. Scusa, sì, è vero. Buon lavoro, grazie. No,